Il segretario di Stato Vaticano Parolin interviene per spiegare i termini della nota della Santa Sede sul disegno di legge contro l'omofobia. Enzo Romeo. Siamo pienamente d'accordo che lo Stato italiano è uno Stato laico, ma possiamo anche esprimere un nostro parere, esprimere una nostra preoccupazione. Il segretario di Stato della Santa Sede ripete a voce quel che aveva poco prima fatto mettere per iscritto sui media vaticani, e cioè che non è stato chiesto di bloccare il disegno di legge anti-omofobia, ma di rendere il testo più chiaro per evitare il rischio paradossale di punire penalmente ogni distinzione tra uomo e donna. L'attuale testo del decreto legge presentava delle difficoltà su un tema che ci sta a cuore, che è quello della libertà religiosa, della libertà di espressione, della libertà di insegnamento. La nostra non è stata un'ingerenza, abbiamo apprezzato l'intervento del presidente Draghi, che ha richiamato i principi costituzionali, ma proprio per questo il concordato va rispettato. È un patto in cui le due parti si impegnano a mettere in esecuzione quello che è concordato. Sul sito Vaticano ho pubblicato il testo integrale della nota del 17 giugno, dove si afferma che la legge Zan comprometterebbe la libertà della Chiesa Cattolica e dei suoi fedeli. Il Papa era stato messo al corrente dell'iniziativa diplomatica? Di tutto quello che si fa si informano sempre i superiori. E sul DDL Zan prosegue il confronto fra le forze politiche. Letta insiste, il testo va approvato così com'è. Salvini ripete, pronti al dialogo, ma va cambiato. Alfredo Cardone e